Servono interventi minimi per creare sicurezza sulle strade. Un messaggio chiaro, quello del prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, rivolto appena qualche giorno fa a chi ha il dovere di intervenire per creare le condizioni di sicurezza sulle strade della provincia agrigentina. Ricordiamo che al vertice in prefettura, del quale abbiamo dato ampio spazio nei nostri telegiornali, era presente anche l'ANAS. Ed è proprio l'ANAS che viene chiamata in causa e sollecitata ancora una volta per creare condizioni accettabili sulle arterie di propria competenza. Oggi ci occupiamo della bretella che dalla statale 118 immette sulla 640 in prossimità dell'autovelox. La pioggia ha creato un lago e per alcuni giorni nessuno ha sentito il dovere di muovere un dito. Ieri, dopo l'intervento dei carabinieri, che in mattinata hanno vigilato la zona per evitare incidenti, sono stati collocati dei segnali che di fatto servono a restringere la carreggiata, ma il lago rimane e in caso di altra pioggia renderebbe praticamente quasi impossibile transitare. Dal vertice in prefettura, insomma, alla situazione di assoluta precarietà su un tratto tra l'altro ammodernato. Non sappiamo come intenda muoversi l'ANAS, certo facendo riferimento al monito del prefetto Maria Rita Cocciufa, occorre muoversi in fretta per creare la sicurezza che nel nostro caso non esiste perché non si interviene ancora, neppure minimamente.